Sì, effettivamente il primo tempo abbiamo iniziato un po' lenti, compassati, anche se dopo 8 secondi siamo andati subito sotto 1-0 in maniera incredibile, su una pressione immediata forte da parte dell'Italpol che ci ha messo subito in difficoltà. Andando subito sotto è diventata tutto molto più complicato. Comunque abbiamo fatto effettivamente un primo tempo non nelle nostre qualità, non nelle nostre caratteristiche, e infatti abbiamo finito sul 2-0. Secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, con una cattiveria diversa, con una volontà diversa, e siamo riusciti a accorciare le distanze, andare sul 2-1. E poi ecco, abbiamo lavorato bene col portiere di movimento, dove siamo riusciti poi a far gol del 2 pari. È chiaro, sì, è un punto molto importante per noi, soprattutto per il proseguo del campionato. Era importante anche non perdere l'imbattibilità. È chiaro che poi l'episodio finale, che non dico che ha condizionato assolutamente la partita, ci mancherebbe pure altro, anche perché era 32 e 18 e 18 secondi, perciò la partita era anche finita. Però devo dire che questi sono episodi che chiaramente non devono succedere, perché la partita è stata bella, corretta, splendida, fantastica, un punto guadagnato, e dai, vediamo poi cosa succederà domenica contro lo Juvenia. Perfetto, mister, in bocca al lupo per lo scontro di domenica prossima e grazie. Grazie.